di vertigini, di vertigini. Nella nostra vita chiunque soffre di vertigini si rende conto che qualcosa torna, sono i brividi che avvolgono il mio corpo, che avvolgono il tuo corpo, e la paura di un futuro da affrontare su sto mondo. L'insicurezza a volte prende a avvolgere le persone, perché in questo posto non si ha una posizione. È difficile mantenersi sempre in equilibrio, qualcuno cade, quello potrei essere io. Ma non cade, mi tengo pensata, qualcosa di forte che mi tiene lenato. Ti chiedi cos'è che mi tiene lenato? La fiducia, il rispetto e il rap sull'asfalto. A guardare verso il basso mette le vertigini, là sotto è tutto nero, c'ho render col più rigidi. E se ciò accadesse non ho paura di scendere, perché ho qualcosa che brucia e non si può spegnere. Soffrire di vertigini, di vertigini. Soffrire di vertigini, di vertigini. Quanti come me hanno delle indecisioni nella vita, nel lavoro, nella musica, al di fuori. Le persone sono dei gusci che racchiudono qualcosa, qualcosa di nascosto, che a occhio umano non si trova sicuro, ma basta leggere negli occhi le vertigini, la paura di cadere come fiocchi. Noi che sbagliamo perché in fondo siamo umani, noi che cerchiamo il contatto con le mani. E poi come si fa a stare attenta ad ogni cosa? È capitata a tutti quanti di trovare qualche scusa. Ci credi? È una cosa più che normale, se hai paura di te stesso e di qualcosa da affrontare. Io per questo ho fatto l'esame di coscienza e non me ne vergogno, ho tagliato quella lenza. Almeno sono contento di aver fatto il primo passo e mi tengo in equilibrio da solo come posso.